Prende slancio la campagna vaccinale del Veneto. La macchina c'è ed è ormai rodata e con l'arrivo della benzina, dei vaccini, si può puntare a numeri molto alti. Lo ribadisce anche il governatore Luca Zaia. Noi abbiamo intanto una campagna vaccinale che sta andando avanti alla grande e questo ve l'ho detto fin dall'inizio con questi 48.492 vaccini. Nonostante l'ottima risposta degli over 60 alla chiamata, Zaia rilancia l'appello. Appello a tutti i cittadini che hanno più di 60 anni di prenotarsi. Devo dire che ieri, dopo gli annunci, abbiamo avuto molte prenotazioni. È bene che ci siano ancora questi appelli perché questo mi permette di dire che già da domani ci sono ancora dei posti liberi, pochi, e dopodiché avremo ovviamente domenica e poi ancora lunedì. Questa situazione è possibile grazie alla stabilità nel flusso delle forniture, dato che le consegne di Pfizer e Moderna sono assicurate e che c'è notevole disponibilità anche di vaccini AstraZeneca. Di vaccini adesso ce n'è un po' di più, si sta vaccinando, apriremo ancora centri vaccinali, insomma cercando di essere d'aiuto ai cittadini che vogliono vaccinarsi. Ricordo che il vaccino è volontario, non è obbligatorio.